buonasera a tutti. Benvenuti a questa nuova edizione di Plurilinguis Plurivite, l'appuntamento che ormai è un appuntamento annuale in maniera della Vagna Plurilinguale per fare il ponte sulle questioni del plurilinguismo nelle scuole secondarie di secondo grado e per vedere insieme i risultati delle fotografie linguistiche per quest'anno scolastico. Prima di cominciare, siccome non sono sicuro che tutti sappiano c'è che ieri la Vagna Plurilinguale e c'è che ieri le fotografie linguistiche, due parole per introdurre queste realtà. Le lavagne plurilinguali è vendita un'erede che mette ad un diverse istituzioni scolastiche e culturali della regione. De rete fanno parte al momento 6 istituti secondari, insieme con le società filologiche furlane che fanno di coordinamento operativo e le università dal Friuli che non forniscono un supporto. Il fine della rete è quello di promuovere l'educazione plurilinguale e le tutele delle lingue furlane delle scuole secondarie di secondo grado. Le rete opere su diverse attività, si occupa di produrre materiali didattici in furlan per insegnanti delle scuole superiori, di propone laboratori didattici in lingue furlane per studenti superiori e di realizzare ogni anno le fotografie linguistiche, che è un questionario, un scandai, che viene proposto ai studenti delle classi prime, di tutte le scuole che fanno parte della rete, ma anche di altre scuole superiori che hanno voglia di partecipare. In questo questionario i studenti possono fare un'autovalutazione delle loro conoscenze delle lingue, che si studiano a scuola, ma anche delle lingue che doprono in diverse situazioni, in famiglie, fra amici, eccetera. E che scandalo ha due obiettivi, che è il di dare ai insegnanti delle classi un'informazione sui studenti che sono presenti e anche di mettere insieme un gruppo di dati in generale sui studenti delle scuole superiori, che stanno condotto che insomma, i studenti superiori non sono stati tante scuole in presenza e con tutte le difficoltà che sono state, e viene arrivato comunque a avere 42 classi primis che hanno partecipato al scandai con poi di 700 studenti. O riguardi le scuole che hanno partecipato, che sono di nuovo il Manzini di San Daniele, il Marinelli di Udine, il Bearzi, che sono componente di Istituto Tecnico e di Centro di Formazione Professionale di Udine, l'Istituto Paschini Rinussio e l'Istituto Solare di Tumiec, l'Istituto Linussio di Codroip e il convitto Paolo Diacono di Cividale. Beh, io direi che questa è un po' un quadro generale di qui che si e c'è che fa sin, e il lascerei le parole a Gabriele Zanello che nos dirà al di più sulle fotografie. E Mandi, buonasera a tutte e a tutti. Prima di tutto voi pandi il mio grata alla filologica, insegnanti dalla rete, a Tiziano Furlano per il coordinamento di voi, e anche per questa occasione di lavoro sulla fotografie linguistiche. Dall'Università del Friuli sono impegnata al curriculum Furlan dal corso di laurea di Scienze e Formazione Primarie e dunque che formazione iniziale per insegnanti di scuole dall'infanzia e di scuole primarie che è importantone, massime da quel momento qui. Dut cas, io vengo dalla scuola superiore, dalla scuola secondaria di secondo grado, allora è il gusto di poter collaborare con insegnanti dalla lavagna plurilinguale, anche perché scandai che come che a Violaresi, insomma, alle un evore importante, lo ricordava come davanti anche Tiziano.
e gusti scominciare che il mio intervento riguardando il pensiero che un pedagogista e filosofo austriaco, Ivan Illich, o Illich se si può pronunciare anche stanco aveva una riunde crauate il pari, aveva esprimuto in un incontri pubblico fatto a Bolzano verso la metà dagli anni 80. Io cerco di condividere las diapositive che mi pare che avessi di viodi, no? Intanto vedete la prima. Sì. È questo. Boh. Ecco, allora andiamo avanti con la seconda. Ecco. Illich si riferiva tanto al fatto che lui era una persona plurilinguale, tanto al carattere multilinguale di citargli che lui si chiamava in quel momento, Bolzano. E al diceva, l'idea dell'uomo naturalmente monolingue è un'idea moderna, europea e colonialista. E così come l'uomo solo molto tardi finisce e termina con i confini della sua pelle, perdendo via via tutta quell'aura intorno fatta di odori personali, di specifiche forme di appartenenza e così via, anche il confine tra le lingue è diventato cartesianamente netto e artificioso. Ecco, qui che lei i risultati delle fotografie linguistiche fatte per l'anno scolastico 2020-2021 alla pardabon l'occasione di rendersi conto dalla verità di queste affermazioni. I quadri che si impara dalla vivarosità delle lingue presenti nei nostri scuole superiori, cioè che sono che di minoranze, che di immigrazione, che foresti si impara di selezione, ma si può capire anche che squadre alle un'evore fragili e al patis per pervasività di omologazioni anche linguistiche che è da ora minaccia tutto il mondo occidentale. La idea di fonde delle fotografie è che di mettere a disposizione in prest valevole per lei le situazioni di bi- e plurilinguismo che si chiamano in primis classis delle scuole superiori al Friuli. Di modo di censì le lingue differenti dall'italiano, lo ricordava come ordinante anche Tiziano, misurare le diverse situazioni di bi- e plurilinguismo in primis classis, ma anche far arrivare agli sfameis un segnale di attenzione viars des lenguis feveladis, tes fameis. E di conseguenza anche sensibilizzare insegnanti e dirigenti e mettere gli sfondi, insomma anche il mettere a disposizione un'impresa perché l'educazione linguistica poi diventa un'educazione plurilinguistica. E lo ricordava come modelante sempre Tiziano, da ora insegnanza la possibilità di inviare interventi mirati per diverse situazioni. Dunque la tradizione delle fotografie, come può impropri chiamare tradizione, perché sono diversi anni che si le fa, è per scuole superiori un segnale importante per viergi si richiede da plurilinguismo. Di una banda un miec per conoscere la situazione linguistica dei frutti e di che altre anche può diventare un impresto operativo per promuovere la crescita bilinguale dei scolari e il loro percorso scolastico, perché è per me di interpretare e di capire anche le eventuali difficoltà linguistiche di apprendimento che possono essere collegate con le competenze linguistiche se l'accordo non sviluppate bene. Tiziano l'ha già riguardato, qui che l'ha partecipato alle fotografie linguistiche di quest'anno scolastico, che ha visto un schema con le località, le scuole, le classi e i studenti, si 130 studenti. E non è un risultato di poco, massimo in un anno, come che è in un momento che la pandemia complica le attività didattiche. Al displasso un po' che manchi le scuole di centri su lavori significativi, Tarvis e Glemone per esempio, ma anche Palme, Cervignan, Gorizze, sarebbe interessante vedere qualche voce anche di là da Laghe. E sarebbe importante che Scandaia diventasse un momento fondamentale di bot obleat dal passaggio delle scuole secondarie di prima che di secondo grado. Non possiamo più pensare che si può impostare l'insegnamento in un qualsiasi dei cicli dal nostro sistema scolastico senza avere un quadro il più possibile chiaro delle lingue che accompagnan il mosaico delle classi. E invece purtroppo che di scominciare a fare lezioni senza conoscere i frutti che si hanno davanti è un'usanza pessima che la nostra scuola si parte da urdi a gnoro, senza che non gambi mai noi. Lo diceva 50 anni sin da ora, anche lo diceva in 10 tesi dal Gischel,
che invitavano a riconoscere i patrimoni linguistici dei studenti, anche se in che volte si chiacchierava di un contesto differente, che il dialetto era in che mondo è presente. Ma di fatto, stante che ogni forma di insegnamento e di apprendimento passa per forza attraverso le lingue, diventa necessario misurare il plurilinguismo per capire le esperienze linguistiche dei studenti. Io mi do per da buon di maraviglia che anche in modo si capisce l'importanza di lavorare in una classe di scuole a partire da coscienza delle lingue praticate dai frutti. Anche in modo qualche dunque non arriva a capire anche l'importanza del scandai delle fotografie. E a lei, in fin dei conti, un mood di dare insegnanza agli autori per impostare in modo più cosciente la didattica, ma anche surmostra ai studenti delle scuole secondarie che gli marilenghis non sono altri che non vanno nulla o che merito dispregiato. E la proposta, dunque, dal questionario è anche un'occasione di sensibilizzazione da insegnanti, dai dirigenti, dai genitori, dai parenti in generale, perché la funzione del cerchio familiare è importantone. Ma se di spesso le famiglie rinunziano ad operare la lingua nativa o la marilingue o la prima lingua, cui figli scrodint che avvedi effetti negativi sull'apprendimento dall'italiano, che urcovente a scuole, tra la società del mondo del lavoro. E qualche volta, come Caviodarin, anche tra scandaglia, sono i figli che vogliono marcare una distanza rispetto alle loro riunde e a rinunziano ai marilingue. Questa svalorizzazione porta a disconoscere la diversità linguistica. Gli marilingue diventano invisibili e clandestini, il codice comunicativo delle famiglie riceve una rappresentazione negativa, viene stigmatizzato e così a perde in valore che sconoscenze e competenze che affondino l'identità personale, spariscono, restano implatadis. E l'identità personale che si fondava su loro si sfrucione e a squempoiarsi su quegli elementi effimers chiavati per solide culture mainstream. Se la scuola hanno meno le prime lingue e si interessa di loro promuovendo attività che li considerino, questo vuol dire in modo implicito che queste lingue sono legittimate, che meritano di tornare a essere visibili se di essere tornati a doprare. I questionari proponuti che stanno all'ere per più parte diverse, più articolata per di che dagli anni passati. Le sta strutturato di modo di podevete, prime sezioni, un quadro più completo delle lingue sfavelate in dai diversi contesti comunicativi e te seconda sezione un panorama delle competenze linguistiche autovalutate dai studenti. Le prime sezioni vedono una prima serie di domande centrate sulla famiglia, una domanda generiche, abitualmente nella mia famiglia si parla, e che s'altri si invece cercano di capire quali sono le lingue che il studente al favele per soli questi interlocutori, la mamma e il pai, fra di sessurs, i nonnos, e anche le lingue che sia interlocutori adoprino per favelare con lui. La seconda serie di domande si era strutturata sempre su che stamp, ma riguardava le lingue favelate qui amici, sbuteghis, qui adulti città, dal quartiere, dal paese. La terza batteria di domande si era incentrata sulle lingue favelate a scuole, con i compagni di classe e con gli insegnanti. La quarteria, un po' più articolata, domandava di siegi le lingue doprate, tes telefonati, con gli amici, tes mail, tes social, tes chat, tes programmi di televisione, tes siti internet, visitati, tes libri, tes conti, tes fumetti. Te letture dei risultati si inacquars che qualche domanda avrei di essere formulata in un modo più preciso, ma non spar che questi spiccioli smendis avevano disturbato i risultati. Per seconda sezione bisognerebbe fare in modo che l'autovalutazione le faccia in nome sulle lingue segnate di loro e non su tutti, e bisogna rivedere anche la modalità di restituzione dei risultati, per esempio nei casi che le famiglie si favelano in più lingue. E una piccola complicazione deriva anche dal fatto che qualche studente adopera la parola carnico per segnare la lingua che lui alfavele, condotto che si riferisce a un sistema che è dal Furlan. Qualche valutazione interessante può derivare anche dal fatto di indicare il sesso che queste volte non lo viene domandato, ma l'impianto del questionario alla tenuto bot, in grazie des domandi che sti impresta al permette par da bon di fare riflessioni un'evore precisis. E di sicuro, massimo nel caso delle famiglie plurilinguali, sarebbe interessante anche calcolare la quantità effettiva di esposizione alle lingue,
Sabint trop temp che i giovani sappassero con le persone che li favelin, ma questa domanda sono questionari un evore più lungo e articolato. Io chi ascolterai limitarmi a commentare qualche aspetto particolare di ognuna delle sezioni del questionario, che ha con un'attenzione particolare la posizione dal Furlan, ma che in presenza non è un scandalo sul Furlan, e l'opinione o anche sulle opinioni e sugli atteggiamenti dei frutti sugli slanghi che loro favelin, perché bisognerebbe svio di altre ricerche, per esempio che di sociolinguistico, di microsociolinguistiche, per esempio che sui giovani se la lingua furlane pubblicare tal volume di Linda Picco dal 2013. Io dico la risposta su queste 6 prime domande della questionario, che conduca ai generiche non facciano capire che il plurilinguismo all'interesse la plupart des famiglie dai studenti. Dal 50% des famiglie si doprin 2 lenghis, che l'aita chi la tiarcerie che tutti gli scuelis, e tal 7% 3 lenghis, tal 1% 4. Gli famiglie lì che si favele nomine lenghia sono, dal totale di tutti gli scuoli, il 42%. Dunque, la fascia blu che è di 2 o più lenghis e è più grosse, più larghe rispetto a... E si può dare pensare che queste percentuali siano di masse alte che dal 42%, la fascia verde, diciamo così, che siano di masse alte per una regione di lingue di minoranza di plurilinguismo come il Friuli. In tutto caso, non è detto che da ora di queste percentuali siano nome famiglie che favelin italiano, ma può dare essi anche famiglie lì che si favele nome per furlan o nome in un'altra lingua. E dunque anche in questo caso saresti in una situazione di plurilinguismo, lì che la lingua delle famiglie è differente rispetto a quella del sistema scolastico. Metodi si instiale così da ora des zones, dal scandai, la presenza di plurilinguis, avviodin che lì che ha una percentuale più alta di una lingua a sinte scuole di civiltà di Sampieri. Poi arriva Udin, poi vin la media di tutti gli scuelis, poi vin Codroi per San Denel e poi vin Tumiec. Un particolare che si osserva a vonde di spesta risulta è che i valori che si ottengono selezionando nome di scuole di Codroi per San Denel sono sempre una voredogne de medie dei valori di tutti gli scuole, come chi? Codroi per San Denel un po' sono rappresentative di tutto il Friuli, manco di che scuole schi. Un altro particolare che mi ha fatto restare è che in che scandaia è purtroppo un grande assente, che è sloven. Dal complesso de scuelis alle fevelat non in 7 famiglie, manco dal tedesco, che alle fevelat in 13. Selezionando civiltà Sampieri, lì che hanno fatto il questionario 43 fruits, in diresti nome dos famiglie lì che si favele per sloven. A son 5 nonos che lo favele in quei fruits, 3 lismaris e nessun pari. Anche se l'obiettivo da scandaia era che di ottenere fotografie des lenghis des classis e dei studenti in generale, il questionario non dà risultati, un lavoro significativo anche riguardo presenza dal Furlan, dal panorama linguistico dei studenti dal primo anno. In complesso, il Furlan si favela in po' più di metà des famiglie dei frutti intervistati. La percentuale poi sfila il 70% scuole di Tumiec e cade al 35% perché di civiltà di Sampieri degli Sclavons. Le scuole di Udin è attorno al 44%, che ha visto la media di tutti gli scuole, che come vi ho detto, è 50%, 50% alc, se si mettonghi anche il Chiarniel. E con tutto che il Furlan alle presenti, come dicevi, in po' più di metà delle famiglie, nome il 35% dei genitori a favelin fra di loro per Furlan. Questo poi vuole dire, per esempio, che se nome un dei due genitori sa il Furlan, non è sempre detto che al frutto i faveli partaliano e che la presenza del Furlan in famiglia non è peade ai lenghe che i genitori si favelin fra di loro. Per altri, qualche frutto potrebbe considerare sicolenghe di famiglia anche che dai nonos. Perché 50% là che è presente il Furlan, 50% di famiglie, ma i genitori fra di loro sono nome il 35% che lo favelin. È un po' strano. I pari si attendono a favelare per Furlan i loro figli più che non li maris. 30% quintri dal 30%. Per altri, anche i figli si favelano per Furlan più col pari che no con la mari. 33%
verso il 26%, alle superiori un 5% di differenza. E dunque, i pari, per esempio, se in cui fis il 30 vot, i fis i rispondi il 33 per Furlan. Le prospettive di trasmissione delle lingue di una generazione di che altre sono significativi risultati relativi ai nonos e anche in che caso, come da che già avuto favelaci, poteva insegnare più lingue. In media, il 52% dei studenti scrivono che loro favelin par Furlan ai loro nonos, quindi il 72% par talian. E i valori vanno dal 65% delle scuole di Tumiec al 28% delle scuole di Cividate San Pieri. Per contrari, il 61% dei nonos urfevele ai nevoz par 61% urfevele ai nevoz par Furlan. E in che caso per talian i risultati si sbasse da 72 al 67. In che caso il valore più alto delle scuole di Tumiec arriva fino al 70 vot, 70 vot per cento, è un falso sulla slide, e che il più basso, che il di Cividate San Pieri, si alce al 44. Bisogna tenere presente che i nonos sono forse di persone che per soliti frutti ampli i rapporti, donde dei genitori e dei fradis. Questo potrebbe spiegare anche il fatto che tanti frutti favelin par Furlan anche se i loro genitori non lo favelin, e che lo osservava già l'Indapicco dal 2013. Il dato che preoccupa di più invece è quella percentuale di frutti e frutti che favelin par Furlan con i loro fradis e con i loro sus, che sono 9 il 15%, una percentuale d'ogni di che già rilevate di l'Indapicco. E l'analisi dai dati che passò in questa sezione del questionario permette di sclarire che le interazioni linguistiche dei giovani sono sul plan pratico un evore complicate. Si riventuiamo evore ben, per esempio, che un genitore, un nonno, può sfavelare al frutto e sommari lingue, che il frutto può rispondere invece in un'altra lingue, per soli per italiano. Anche dentro te famiglie, di fatto, che una varietà linguistica, un comportamento tipico è che il calquarte adopera una lingua con i genitori e l'italiano con i fradis e i sors. E al Sameresca il contesto di chiesa le espone i frutti a un equilibrio fra le lingue native, di minoranze o di immigrazione italiana. In realtà, come che si può capire, l'uso delle lingue tra genitori e figli non è bilanciato. Anche quando i genitori attendono a favelare la lingua nativa, i figli preferiscono l'italiano. Le amicizie assin fra il 25 e il 29%, butteghiris 10%, 34% con gli adulti, e tal contesto di scuole le percentuali si sbassin un evore. Alle rare, favelà per Furlan, qui insegnanti e qui compagni di classe. Invece si resta a lei che il Furlan alle doprata anche te mails e te chats dai social dal 12% dei studenti. Manco dall'inglese che lo doprano al 19%, ma il 12% è significativo. Non sono percentuali autonomi, ma con lì al mercareis fatto un confronto, anche se non è facile, perché i criteri di lavoro erano indifferenti, con i risultati dal lavoro di Linda Picco. Già Linda Picco dal 2013 aveva veduto che si tendeva a scrivere per Furlan di più rispetto al 1999. E alle Clark non si arriva a fare un confronto con la ricerca di Linda Picco, ma bisogna dire che in Press Telematics ha poi il vantaggio di essere doprati un modo più leggero, manco l'impegnativo rispetto a altri schienai di comunicazione scritta. Sono percepiti più idonti delle lingue favelate, di spesso sburti ad operare proprio la stessa lingua che si favele. E su un plan di esperienze personali, puoi dire che in più di qualche caso, persone che conoscono hanno voluto imparare a scrivere ben per Furlan proprio perché lo dopravano in comunicazioni telematiche e istantanee. Dopo, tornando ai facendo loro TV, la stessa percentuale alle in libri per Furlan, il 3% lucchiate dai siti internet. E un'ultima considerazione sull'età di acquisizione e di apprendimento des lingue. Si portano a fare diverse riflessioni. L'86% dei studenti al declare di aver imparato l'italiano dentro dai 3 anni. Il 12% è in free 3 6 anni. L'apprendimento al Furlan è più sparniciato, fasce di età. 0,3, 3,6, 6,9. Sono sempre attorno al 20%.
e che non sa scrupolare che il Furlan al sedi sempre di manco la prima lingue esclusive dai studenti, ma che al sedi o la prima lingue concorrenziale con l'italiano, è un fatto che è possibile, stante che se dos lingue si vengono imparati sprint dai 3 anni, anche se in contesto di differenza, sono tutti dos primi lingue. O la seconda lingue imparate dopo dall'italiano, per soli dentri dai nufains. Tra 9 e 12 anni la percentuale di chi che impara il Furlan è cala al 7%, e fra 12 e 15 e va giù, lo vedete salì, al 2%. E la fotografia linguistica è subito sciari ha anche un altro merito. Il fatto che questo questionario viene proponuto in un momento un'evore delicato di ristrutturazione dal spazio linguistico dei frutti. Diversi studi saccirin di capire la perdita di una lingua dipende dall'età che queste lingue è stata chiappata su. Al sommedo, caso che la pubertà è di un momento determinante. Se il frutto, per via di esposizione a una lingua dominante, non ha avuto occasioni di praticare la sua prima lingua, a rischio di indabilire, di dismenteare. Se invece la prima lingua arriva a restare attivata fin tre mai è pubertà, tale è un'evore probabile che venga mantenuta anche se dall'ambiente e domine un'altra lingua. Sapendo che a lei par da buon pecchiato che non si profitti della plasticità che il cervello ha, massime dei prinsins di vita partirà su frutti par da buon bilingai, ma sapendo anche che purtroppo da urde contrarietà al bilinghismo non sono nome la pegrecce des fameis o la loro volontà di emancipazione mediante le lingue nazionali, ma anche la ignoranza colposa di tanti operatori dal mondo delle scuole, in qualche caso anche una malefede dolose poiade sulle ragioni di ideologie che avvelenino la convivenza pacifica delle lingue e delle culture. E non è di darsi di maravei di questo cinismo, stante che già tal vocen, grazie a Isaia Ascoli, tal proemi dall'archivio glottologico italiano, si lamentava delle stesse ignoranze. Così ci parlo del gran danno che sia il mantenere i nostri figliuoli quasi bilingui, lasciando loro, cioè il dialetto materno, e costringendoli a studiare al modo che si fa ad un idioma estraneo la lingua che si dice nostra, con tanto spreco aggiungono delle loro intelligenze e intanto bisogno di far tesoro di ogni più piccolo briciolo delle facoltà mentali della nazione. Come se la scienza e l'esperienza non dimostrassero in 100 maniere che anzi una condizione privilegiata nell'ordine dell'intelligenza questa dei figlioli bilingui. È come se in casa nostra fosse affatto chiaro che l'incremento della cultura stia in ragion diretta della prossimità o della maggior vicinanza fra parola parlata e parola scritta, laddove il vero è precisamente l'opposto. Quel che preoccupa di più è che tant vieres dal Furlan come anche vieres des lenghis nativi, stai casi di migrazione al manchi l'interesse a portare in denanto una vera alfabetizzazione. La scuola non le sburte, li sfamesi di trascuring, e purtroppo, se da una bande è naturale che la lingua italiana diventi sempre più pervasiva te usanze comunicativi dai giovani e te vite des comunità si viene davanti, è chiaro che tutti gli lingue di famiglia rischiano di scomparire se non si li valorizza e non si li alimenta. Una delle poche soluzioni che ho visto è che di informare il multiuso delle famiglie, perché capisci non nome che il bilinguismo porta sempre benefici, ma anche che il mondo linguismo è deleteri sul plan di autostima delle persone che ha perduto le lingue native, sul plan di socializzazione delle persone che ha perduto i riferimenti comunicativi intergenerazionali e sul plan di tolleranza in una società sempre più pure, splanate, vuolivate e mortificate a livello culturale e linguistico. Grazie. Bene, grazie a Gabriele Zanello per il suo intervento.